sardo, se mai andiamo, se mai imparate il vino al bosco, magari non l'avete preso. Siamo sicuramente di fronte a una responsabilità generazionale, in questo concordo, in Francisco, cioè non dobbiamo andare a cercare al Russo, a Giovanni Maria Gioi, a Simon Mossa, no, devo dire a noi, cioè la responsabilità generazionale è questa nostra. Noi schiesiamo, non per quanto diverso, sintesi, la scappiero, è una cultura politica, cioè una cultura politica che ha generato sintesi politica proprio in modo di mantenere innanzi un'aspettativa della nazione, del suo popolo che l'ha generato. Quale sia questa aspettativa di questa nazione, mi pare che sia evidente. Questa nazione deve essere vera in tutto il suo, deve essere sovrana, deve decidere di fiscalità, dell'economia, del modello politico, del modello sociale, del modello economico, deve decidere a visto che chi ha deciso fino da oggi, che non sono sintesi di questa cultura politica, ma che sono sintesi di una cultura politica anziana, importata poi ai nostri e che ha applicato ed è diventata meglio. Pure questa decisione di chi invece spetta no? Privigenia. Allora, sintesi, organica a suo popolo nostro. Ma voi pensate davvero che non vai a dormire lo sardo se non finna scritto il tennisco giudici o se non finna scritto a suo tempo Italia dei Valori o se non finna scritto il tennisco che è stato del parte italiano. Pensate che non vai a dormire su notte? Sono tutto ciclo di politica generata da un'altra cultura politica. Bene, noi siamo la cultura politica di questo popolo e a che parte della cultura generale di questo popolo. A noi rispetta questa responsabilità e danno intro di questa cultura politica dobbiamo decidere il te fa. Cioè non potevo palleggiare responsabilità a oggi. La proposta nostra è diventata credibile. Ormai tutti i partiti pongono in bancarella lo termine delle nazioni, sovrania, eccetera, eccetera. Vengono a saziente nostra los prodotti che noi abbiamo prodotto. Questo è evidente. È diventato sentire comune, è diventato immaginario collettivo l'esercizio di sovrania in questa terra. E tanto tocca a noi di decidere. E te proponiamo che questa nazione aspetta da noi una proposta, anzi più che una proposta, una risposta. E te rispondiamo noi a su chi aspetta questo popolo, a su chi non dimanda a questo popolo. Abbiamo diverse alternative. La proposta nostra potrebbe essere un correttivo, ma pensiamo davvero che un correttivo sul sistema attuale potrà cambiare in qualche maniera le cose. Pensate su chi separanne uno pur buono o pur malo input sul sistema italianista che ha governato fino ad oggi, noi diventiamo scorrettivo del sorbono. Diventiamo. Ma questo l'ha dato Mario Meli. L'ha dato Mario Meli, l'ha fatto più dato, l'ha fatto tutto fino ad oggi. E beh, questo correttivo ha funzionato. Non ha funzionato, e noi prendiamo il mezzo del Mario Meli, se noi dobbiamo scappare di eso e questo è un correttivo che noi proponiamo funziona, ma poi siamo davvero convinti che basta un correttivo perché si deve essere un disastro. Che o no? E no, che non disastro. E tanto possiamo progettare uno contrastativo, una proposta contrastativa. Chi contrasta l'azione politica dei gusti, ma guardate bene, né su correttivo né su contrastativo non governa, nessuno ne sa, ma risponde in ambito ai impulsi che emetti sul sistema e risponde in o no, ma comunque risponde in o no solamente sul sistema. Cioè escludere che io questo mi andrà bene, questo mi andrà male. No, tu non sei decidente, devi rispondere a impulsi che ha creato, non solo su scuola.
quindi se input sul sistema. Se cercare di lo accreditare e lo accreditare a sull'emesso sul sistema, ti ha che diventare ingranaggio e quando nell'ingranaggio gira si impara che sono e dai a manifattura di una sorta.